Quando abbiamo raggiunto il quarto minuto di gara, il pallone è scodellato in avanti. Luziatelli anticipa però il diretto avversario. Tordella, raddoppiato Ponziani, sempre il solito Luziatelli ad anticipare il centro avanti della Bacci. Ponziani, Luziatelli, come può mette il pallone in rimessa laterale. Invece Daniele Placido, Testaccio Calciotto, che comunque sta giocando bene, ha subito poco in fase difensiva per l'ottima presenza di quest'ultimo proprio che ha toccato la sfera, ovvero Luziatelli. Alessio Starace va a cercare proprio la testa di Mazzesi, dall'altra parte arriva Tisei, poi la conclusione indirizzata verso lo specchio della porta dal solito Luziatelli, che si fa vedere anche in avanti. Calcio d'angolo, Luziatelli prova la girata con la testa, sfortunato ancora il numero 14 ad impattare male il pallone. È un pallone velenosissimo, può ripartire il contropiede della Bacci, pallone messo in mezzo da Ponziani, resta lì per Troccoli che calcia con il sinistro, esterno della rete. Picca il pallone Mazzesi. Placido arriva sul pallone ma lo chiude ancora un'altra volta Luziatelli, che sta guidando alla perfezione la retroguardia. Palleggi però perde il contatto con la sfera, può provarci la Bacci nei minuti finali, ma il pallone arriva tra i piedi di Luziatelli che lo spara lontanissimo.